Ma cosa è realmente calorico e cosa fa realmente ingrassare? Commenti come quello che leggi qua giù presuppongono pressappochismo e soprattutto falsi miti alimentari, come ad esempio che i grassi facciano male e che vadano demonizzati. Allora, se pensi che un biscotto fatto in casa con un po' di banane, un po' di frutta secca e qualche fiocco di avena faccia male perché contiene i grassi della frutta secca, vuol dire che siamo veramente messi male e che c'è ancora tantissima ignoranza nel campo della nutrizione. Senza considerare che questi commenti sono frutto del si dice, mi hanno detto, ho letto, ho sentito. Se realmente vuoi capire come dimagrire senza fare sacrifici, avendo come alleato la nutrizione, compra BC Reset, il link in bio o chiedimelo in direct.